Strada in salita per la finanziaria della Regione, stop delle opposizioni, lo spettro dell'esercizio provvisorio. Intanto Cateno De Luca prepara una coalizione alternativa al centrodestra e sul ponte sullo Stretto si infiamma il dibattito. Da Libero Consorzio 120 milioni per il completamento del progetto per lo scalo aeroportuale di Agrigento. A San Giovanni di Dio i supereroi acrobatici per portare un sorriso ai degenti. Competenze, tanti laboratori e grande scelta di indirizzi emergono dall'Open Day dell'Istituto Statale Superiore Gallo di Agrigento. Teatro in lutto per la morte di Sebastiano, lo monaco innamorato di Pirandello e di Agrigento. E il Parco Letterario Pirandello oggi ricorda gli 89 anni della consegna del Nobel e gli 87 della morte del drammaturgo agrigentino. Aracalmuto, sagra del vino e dei prodotti locali, attesa a Raffadali per il conferimento dei premi del concorso Una poesia per Natale. La notte di Capodanno ad Agrigento sarà con i Tiro Mancino. Ben trovati con la nostra informazione in apertura, le vicende legate all'attività politica della Regione con i deputati di opposizione che si mettono di traverso sul percorso della finanziaria che, se non approvata, rischia di attivare l'esercizio provvisorio, smorzando così i toni trionfalistici di chi governa. E quindi c'è in una lettera il cui contenuto è stato firmato dai rappresentanti delle opposizioni, Antonio De Luca del Movimento 5 Stelle, Matteo Sciotto di Sud Chiama Nord e Michele Catanzaro del PD, nella quale chiedono al Presidente dell'Assemblea Gaetano Galvagno che il Governatore Schifani riferisca in aula sulla consistenza e destinazione delle risorse extraregionali disponibili per fare la manovra, che oggi dicono rappresentano la quasi totalità delle disponibilità regionali da destinare alle spese. Per questo i deputati di opposizione chiedono in questa nota che, ai sensi dell'articolo 101 del regolamento interno dell'Assemblea regionale, la discussione generale sui disegni di legge di bilancio e finanziario venga rinviata finché il Presidente non chiarisca quanto dagli stessi richiesto. Sempre in tema di regione, questa volta parliamo del leader di Sud Chiama Nord, Cateno De Luca, che è fermamente deciso a puntare alla carica di quello che chiama il sindaco di Sicilia. Dice: noi non abbiamo intenzione di bruciare con scelte non coerenti il nostro percorso politico di consenso che gli elettori ci hanno accordato. Stiamo lavorando a un progetto di respiro nazionale che ci consenta di ottimizzare le nostre forze. E poi continua: abbiamo una interlocuzione con Calenda, PD e Movimento 5 Stelle per un progetto che diventa utile nella prospettiva di creare un fronte comune alternativo al centrodestra in Sicilia e perché non nel resto d'Italia, senza dimenticare però, conclude, che il nostro obiettivo primario resta la presidenza della regione siciliana. È approvato ed immediatamente esecutivo il bilancio di previsione 2024-26 del Libero Consorzio, dà anche il via libera ad un emendamento di 120 mila euro che sono finalizzati al completamento del progetto esecutivo per l'aeroporto che dovrebbe sorgere ad Agrigento. Vediamo. Approvato il bilancio di previsione 2024-2026 del Libero Consorzio Comunale nel corso di una seduta che ha registrato anche il via libera ad un emendamento di 120.000 euro proposto dalla terza commissione presieduta dal sindaco di Palma di Montechiaro Stefano Castellino per il completamento del progetto esecutivo aeroporto di Agrigento. Un'altra spinta dunque verso la realizzazione di un'opera fortemente voluta dagli agricoltori
agrigentini e da una parte consistente del mondo politico. Presenti numerosi sindaci della provincia collegati anche da remoto. Dopo una illustrazione fornita dal dirigente del settore contabile Fabrizio Caruana si è sviluppato un dibattito che ha portato all'approvazione dello strumento finanziario e alla sua immediata esecutività. Approvazione avvenuta all'unanimità dei voti espressi dai sindaci presenti. Da sottolineare le spese per gli investimenti destinate in prevalenza ad interventi sulla viabilità interna, alle infrastrutture stradali, all'edilizia scolastica provinciale, al funzionamento delle scuole superiori, nonché i progetti avviati e finanziati con il PNRR ed altri emendamenti sulla salvaguardia della fascia costiera e sulla manutenzione delle scuole superiori della provincia. L'approvazione entro il 2023 dello strumento contabile, ha dichiarato il commissario, è un fatto assolutamente eccezionale e consentirà nell'immediato di affrontare le numerose questioni emergenziali e di programma dell'intera comunità agrigentina. Finché si tratta di sbandierare il ponte come elemento così in astratto sono tutti quanti d'accordo, poi quando si tratta di mettere realmente i soldi, lì il problema è chi deve gestire che cosa e evidentemente una parte si è resa conto che non gestirebbe nulla e quindi entrano in contraddizione tra di loro e si scontrano. Ma al di là di questi aspetti che sono scontri interni al centrodestra, la questione fondamentale è una. Ciò che è avvenuto in questi giorni ci dice che quello che diciamo noi, e cioè che il ponte è un furto per questa città e per questo territorio, viene certificato. Cioè il ponte è una infrastruttura che non porta risorse ma che le sottrae. Quindi opporsi al ponte diventa una questione che non è soltanto un tema di tipo ambientalista, non è soltanto un tema di tipo trasportista, è una questione che ha a che fare col futuro di questo territorio e quindi se noi non togliamo il ponte sullo stretto dall'orizzonte di questo territorio, queste città, le città dell'area dello stretto non hanno sostanzialmente un futuro. C'è chi dice va bene, siamo a favore del ponte, ma in questo momento non ci sono le condizioni perché il progetto non è un progetto definitivo, ci sono tanti però, come l'intervento forte comunque da parte della sindaca di Villa San Giovanni. Sì, e questo ci dice di quanto il fronte del no oggi sia maggioritario, nel senso che il fronte del no è composto da vari punti di vista. Il nostro, per esempio, degli attivisti no ponte è un punto di vista radicale, noi siamo contro il ponte comunque perché riteniamo che dal punto di vista paesaggistico, ambientalista, dei trasporti, dello sviluppo eccetera sia comunque un elemento negativo. Però esistono tante altre posizioni che non sono radicalmente contro il ponte ma che ritengono che in questa fase e in queste condizioni il ponte non sia realizzabile. Dal nostro punto di vista vanno bene anche queste, nel senso che comunque compongono un'area, un fronte che rende la posizione del sì totalmente minoritaria e che sia totalmente minoritaria lo dimostra il fatto che abbiano annunciato tante volte manifestazioni su ponte che non hanno fatto. Però adesso il tema è uno. Con il fatto di togliere queste risorse per metterle sul ponte, all'FSC, le risorse per mettere sul ponte, questi cosa stanno facendo? Si stanno assicurando i soldi per progettisti, governance, comitato scientifico e inizio dei lavori. Noi riteniamo che sia possibile che effettivamente avviino i lavori perché altrimenti gli cascherebbe tutto il castello di carte che hanno costruito. E la cronaca, rimane in carcere l'uomo di 48 anni di Palma di Montechiaro che ha compiuto lo scorso 5 dicembre l'ennesimo atto di violenza contro le donne sfregiando la moglie con l'acido con l'accusa di lesioni aggravate e maltrattamenti in famiglia. Lo stesso per difendersi avrebbe dichiarato che l'aggredito sarebbe stato lui, versione che non ha convinto il GIP che ne ha confermato la custodia cautelare in carcere in quanto per il giudice al momento la versione dei fatti dell'indagato non è suffragata da riscontri esterni.
E sempre a Palma di Montechiaro, Angelo Incardona, il 45enne reo confesso, era incapace di intendere e di volere. Per questo va assolto dall'accusa di aver ucciso l'imprenditore Calogero Saito, 65 anni, freddato in strada a Palma di Montechiaro mentre stava salendo in auto. Secondo lo psichiatra Armando Inguaggiato, incaricato di sottoporlo a perizia, Incardona era totalmente incapace di intendere e di volere quando il 10 febbraio dello scorso anno sparò ai genitori nella loro abitazione ferendoli agli arti superiori e uccise poi con 12 colpi di pistola in piazza Provenzani Saito solo perché lo avrebbe guardato in maniera minacciosa. E adesso un'iniziativa per i piccoli ricoverati del San Giovanni di Dio di Agrigento, dove sono arrivati i supereroi acrobatici. Vediamo. I supereroi oggi qui ad Agrigento al reparto pediatria, un evento sicuramente bello anche per i tanti bambini che hanno potuto vedere lo spettacolo, sono entrati da fuori nelle finestre del reparto pediatria. Dottore Gramaglia, da cosa scaturisce questa idea? Ma questa idea scaturisce per la verità dagli organizzatori, i quali hanno chiesto il permesso alla triade strategica, che ha consentito a questa bellissima iniziativa, che per la verità è per la prima volta che si fa ad Agrigento, mentre è stata realizzata in altri centri della Sicilia, a Catania, al Cannizzaro, all'ospedale dei bambini di Palermo, quindi mancava Agrigento. Che dire, li abbiamo accolti con grande allegria, perché è un'iniziativa nuova, manifesta questi supereroi che si lanciano dal palazzo dell'ospedale di Agrigento, che giocano con i bambini attraverso i vetri, i bambini che sono felici perché li vedono innalzati al di là della vetrata, e che nello stesso tempo hanno portato gli organizzatori, il SEA, il Lloyd Lions, hanno portato avanti questa iniziativa insieme al contributo dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento. Un ringraziamento particolare agli organizzatori e un'allegria e una solidarietà che naturalmente distribuiamo a pioggia a tutti i bambini e alle famiglie dei bambini ricoverati. Vediamo anche diversi regali dietro le sue spalle. Sì, ci sono diversi regali, perché oltre a dare lo spettacolo dei supereroi hanno pensato di donare ai bambini degenti anche dei regali, e che questa cosa sicuramente attira ancora di più i bambini ricoverati e per un giorno gli fanno dimenticare i sacrifici della terapia che attuiamo in reparto. Una bella iniziativa organizzata dal vostro Club Lions qui al reparto pediatria? Sì, anche quest'anno il Lions Club Agrigento Osso deve essere presente rispetto alle iniziative che si tengono nel reparto di pediatria, per cercare di animare un po' questa giornata ai bambini che sono ospiti di questo reparto e cercare di regalare loro un sorriso, un momento di svago e di spensieratezza, insieme agli amici dell'associazione SEA, l'associazione che opera in tutta Italia con i supereroi acrobatici, insieme all'Ordine degli Avvocati di Agrigento, in particolare il Comitato Pari Opportunità. Abbiamo cercato di dare un nostro contributo per questi bambini in questa giornata straordinaria, che vedranno calarsi dal cielo i loro supereroi. Questo evento è organizzato anche dall'Ordine degli Avvocati. Io tra l'altro sono membro del Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, che è il comitato che si è fatto promotore insieme al Lions. Infatti ringrazio l'avvocato Barba per una collaborazione veramente fattiva, per aver potuto realizzare questo evento che ormai è in altre province italiane è un appuntamento fisso. E anche Agrigento appunto volevamo che facesse parte di questo circuito, anche per allietare giustamente i bambini che oggi stanno vivendo una giornata veramente emozionante, carica di adrenalina, di gioia, di felicità, anche in prossimità delle vacanze natalizie, per cui ben venga queste iniziative e questi eventi. Ecco, lei? Noi siamo sicuramente molto felici che da questa unione, da questa organizzazione tra il Comitato Pari Opportunità del Tribunale di Agrigento, unitamente all'Ordine degli Avvocati e al Lions di Agrigento, siamo riusciti a portare
il sorriso ai bambini che in questo momento si trovano nel reparto di pediatria ad Agrigento. Competenze, laboratori, tanti indirizzi per una scuola che forma con attenzione e professionalità all'accesso nel mondo del lavoro. È questo ciò che è emerso dall'Open Day in corso all'Istituto Superiore Gallo di Agrigento. I dettagli in questa intervista. Oggi l'Istituto Gallo apre le porte con il suo Open Day, una giornata intera dedicata alle famiglie, dedicata a chi vuole vedere da vicino quali sono le attività del vostro istituto a indirizzo enogastronomico. Sì, la giornata dell'Open Day è sempre un momento molto gioioso e partecipato per l'intera comunità scolastica, perché è un momento di protagonismo e desiderio di far conoscere quello che è il nostro progetto di scuola al territorio, in modo particolare ai ragazzi che si accingono a operare una scelta importante per la loro vita, che è quella della secondaria di secondo grado. E devo dire che è un momento di gioia perché ognuno di noi ha veramente l'orgoglio e l'entusiasmo di parlare di tutte quelle attività che quotidianamente si svolgono nei nostri laboratori e anche all'esterno, dal momento che la nostra scuola è molto aperta al territorio, ma nello stesso tempo è un momento di consapevolezza del ruolo importante di servizio che la scuola svolge in questi giorni, in cui per aiutare le famiglie a operare una scelta consapevole bisogna ben informare su quello che realmente e concretamente si fa nella scuola. La nostra scuola offre all'Istituto Superiore Gallo un'offerta variegata, molto ricca, che va dal professionale enogastronomico e per l'ospitalità alberghiera ai tecnici, meccanica, meccatronica, agraria, nautico, costruzione e conduzione del mezzo navale, tutte professioni molto di grande attualità e molto richieste in questo periodo sia nel nostro territorio che nell'intero territorio nazionale, e che permettono ai ragazzi di esprimere quelle che sono le loro attitudini, i loro desideri, i loro talenti nel miglior modo possibile, in modo che possano avere non solo la propria realizzazione personale ma anche professionale un domani, perché la nostra scuola cura tutti indistintamente, sostiene i ragazzi fragili, in difficoltà, ma sostiene, incoraggia anche le eccellenze, ce ne sono tante nel nostro istituto, ci sono tanti ragazzi che affermano ad alta voce quelle che sono veramente le loro potenzialità, i loro desideri, e il nostro obiettivo è guidarli nell'ottica di un orientamento formativo a scegliere la loro strada. Ricordiamo che il giorno 20 dicembre ci sarà un altro appuntamento per chi si vuole avvicinare all'Istituto Gallo. Sì, oltre gli Open Day, 3 Open Day che abbiamo programmato, avremo questo momento che abbiamo chiamato Apericena sotto le stelle. È un'iniziativa che stiamo portando avanti da quest'anno gli istituti alberghieri siciliani che siamo in rete, la rete Renaia, ed è un momento di apertura al territorio, non solo ai ragazzi che vogliono conoscere la nostra offerta formativa e che avranno modo di visitare i laboratori, di parlare con me, con i docenti, ma è un'apertura all'intero territorio. Noi invitiamo tutta la cittadinanza, tutta la provincia a venire qua per godere di questo momento conviviale, semplice, ma molto spontaneo, devo dire, per augurarci insieme buon Natale. Giorno 20 alle ore 18:30 vi aspettiamo. Teatro in lutto ad Agrigento, e non solo, perché è morto l'attore regista Sebastiano Lo Monaco, nato a Floridia il 18 settembre del 58, fortemente legato ad Agrigento per il suo forte
forte legame con Pirandello, del quale fu eccezionale interprete. Lo Monaco, ricordiamo, ha scelto di festeggiare proprio nella nostra città i suoi 40 anni di carriera artistica e fu per un lungo periodo anche direttore del Teatro Pirandello. Noi, per salutarlo, vogliamo ricordarlo con questa intervista che con lui abbiamo realizzato proprio in occasione dello spettacolo che ebbe grande successo denominato Io e Pirandello, nel quale proprio lui racconta di questo fortissimo legame. Vediamo. Questa era la prima volta che io osavo spogliarmi in pubblico, nel privato, nei ricordi di famiglia, di infanzia, di gioventù, le scelte, la carriera, e mi sono accorto che questo racconto, ovviamente corroborato dai testi di Pirandello, di Sofocle, di Euripide, di Pietro Grasso, eccetera, ha colpito molto il pubblico. Sono stato per 1 ora e 3/4, senza intervalli, a farli ridere, sognare, anche piangere qualche volta. Ed curiosamente è un racconto, la narrazione di una storia umana e professionale che potrebbe andare avanti ancora per ore, perché molti mi hanno detto che dopo una piccola pausa sarebbero tornati a sentirne ancora 1 ora e mezza. Questa è la prima volta che io faccio questa serata d'onore, si può dire, ovviamente in omaggio ai 150 anni di vita di Pirandello, cioè della sua parola ancora viva, e immodestamente ai miei primi 40 anni di carriera. Chissà che questo battesimo ad Agrigento, così come il battesimo con un mio protagonista pirandelliano fu proprio ad Agrigento il 21 luglio del 92, chissà che l'invenzione di questo racconto, di questo spogliarello, si potrebbe chiamare questo spettacolo, della mia anima e della mia storia umana e professionale, da questo debutto ad Agrigento non possa avere una lunga vita. Siamo in tema di Pirandello, Agrigento, Città Teatro, 89esimo anniversario della consegna del premio Nobel e 87esimo della morte di Luigi Pirandello. Stamattina ci sono state delle celebrazioni volute dal caffè letterario in Piazzale Caos, proprio per iniziativa del Parco Letterario Pirandello e l'associazione Nel Cerchio del Caos, con il suo costante impegno voluto dal presidente Bernardo Barone. Vediamo. Al via i viaggi sentimentali al Parco Letterario. Oggi è il primo incontro, partecipano gli alunni dell'Istituto Politi e del Liceo Classico Empedocle, un appuntamento che si rinnoverà anche per altre giornate. Certamente, innanzitutto quella di oggi è non solo l'inizio di questo nuovo ciclo, ma è per le celebrazioni che dovevano svolgersi il giorno 10, perché il giorno era il 10 di dicembre dell'anniversario di cosa? Della consegna del premio Nobel a Luigi Pirandello del 1934 e della morte di Luigi Pirandello nel 1936, giusto il 10 di dicembre. Noi lo volevamo celebrare e lo stiamo celebrando, fra poco iniziamo il viaggio sentimentale del Caos, ci sono già i ragazzi, gli alunni, ci sono le autorità, ci sono i giornalisti e poi c'è soprattutto l'anima di Pirandello e i luoghi che lo hanno ispirato. E fra poco iniziamo questo viaggio sentimentale che ha solo 3 regole. Non si può avere telefonini accesi, a proposito, ora lo ripetiamo, non si può parlare fra i partecipanti, non si può applaudire perché non è uno spettacolo, ma è un punto di riferimento, di partecipazione attiva, i veri spettatori sono i protagonisti. Come si svolgerà il viaggio sentimentale? I protagonisti? Sì, ecco. I protagonisti del viaggio sentimentale è questo del Caos, perché noi di viaggi sentimentali ne abbiamo 10, i più gettonati per i turisti, e quindi siccome questi sono anche residenti, sono turisti, per noi sono il Caos e la Grecità, poi ce ne sono altri 8, e ci sono almeno 3 protagonisti, almeno, perché ce ne sono alcuni viaggi, anche lo stesso Grecità, che ne sono 5 o 7,
Chi sono i protagonisti? Obbligatorio il cantastorie, perché il cantastorie è una sorta di medium che fa da rapporto fra chi partecipa e Pirandello, e l'anima di Pirandello. Poi ci sono in genere dei musicisti e degli attori, che però sono delle figure fantasmagoriche, cioè che spuntano di dentro i cespugli come dei fantasmi del passato. Lei oggi ha deciso di partecipare a questo viaggio sentimentale insieme agli alunni, dico un momento anche bello e importante. Sì, quando ci sono le scolaresche, a me piace sempre intervenire, perché rappresentano il futuro e quindi è giusto che in questo caso il grande drammaturgo Pirandello insegni qualcosa anche a loro. È un viaggio interessante, io già ero venuto qui da solo, quindi in veste privata, mi è piaciuto molto il luogo. È un momento, diciamo, di riflessione, di pausa che secondo me bisogna prendere. Sono venuto, diciamo, in veste istituzionale, ma probabilmente sarei ritornato anche come cittadino, come privato cittadino. E perciò, ora che prevedo prossima la mia partenza, mi metterò a dire in faccia a tutti le informazioni che darò, se mai altrove mi domanderanno notizie di questo mio involontario soggiorno sulla terra, dove una notte di giugno caddi come una lucciola sotto un gran pino solitario in una campagna di olivi saraceni affacciata agli orli di un altipiano d'argille azzurre sul mare africano. Si sa le lucciole come sono, la notte il suo nero pare lo faccia per loro, perché volando non si sa dove, qua e là, in un momento aprono quel loro languido sprazzo verde. Ogni tanto qualcuno cade a terra e allora sì e no si vede quel verde come un sospiro di luce in terra che pare perdutamente lontano. E così io caddi quella notte di giugno, in una campagna solitaria che si trovava ai piedi di un colle dove vi era una piccola città che in quell'anno pativa di una grande moria. A causa di quella grande moria, mia madre, per lo spavento, mi mise al mondo prima del tempo previsto. In quella notte un mio zio, con un lanternino in mano, andò per la campagna a cercare una contadina che potesse aiutare mia madre a mettermi al mondo. Ma mia madre si era già aiutata da sé e io nacqui prima che quel mio zio tornasse indietro con la contadina. Raccattata alla campagna, la mia nascita fu scritta nei registri di quella piccola città, e per tutti quelli che morivano giornalmente in quell'anno, una nascita era come una speranza, seppur insignificante e meschina, ma era cosa certa che per gli altri in seguito io non potevo nascere che lì né altrove, e sicuramente non prima e non dopo. E dunque per questo io sono figlio del caos, e non allegoricamente, ma in giusta realtà, perché sono nato in una campagna dove vi era un intricato bosco chiamato cavus dagli agrigentini, corruzione dialettale dell'antico vocabolo greco xaos. Racalmuto in festa per chef e degustazioni finalizzate alla valorizzazione del vino e dei prodotti locali dal 20 al 22 dicembre. Ieri c'è stata la conferenza stampa, ci sarà un programma ricco di eventi voluto dall'Associazione regionale Riferimenti Civici della Sussidiarietà che ha coinvolto anche numerose altre istituzioni e la scuola, e vediamo in queste immagini l'essenza dell'evento.
Adesso un breve break da dedicare alla pubblicità e noi torniamo tra poco con tante altre notizie. Parliamo ancora di eventi perché c'è grande attesa a Raffadali per la cerimonia di premiazione del concorso Una poesia per Natale in programma domenica alle ore 18 presso la Biblioteca Comunale di Raffadali. È una manifestazione che ha inglobato al suo interno anche la consegna di premi speciali destinati a personalità espressione e merito di eccellenza che hanno inciso in vari campi sociali. L'iniziativa, voluta dal presidente Enzo Alessi e Tonina Rampello, ha interessato una qualificata giuria che ha esaminato con grande lavoro gli aspetti letterari e quelli relativi alla sezione premi speciali. Domenica dunque la consegna. E sarà una notte di Capodanno di saluto al 2024 a costi pare meno stellari di quella dello scorso anno. Sul palco ci saranno i tiro mancino e l'operazione costerà 130.000 euro. Il Natale in città verrà anche caratterizzato da altri eventi quali concerti, mercatini e eventi per adulti e bambini, anche se proprio nei giorni scorsi alcuni commercianti della via Atenea lamentavano come il salotto cittadino fosse poco frequentato e questo avesse comunque un riflesso sulle casse dei commercianti. Siamo dunque tutti in attesa che la città si vesta di tutte le iniziative necessarie che al di là delle luminarie creino la vera festa di Natale per tutti. E novità in arrivo finalizzate ad una migliore qualità dei servizi offerti dalle attività ricettive extraalberghiere, lo comunica Ezio Bono di Agrigento Extra. Vediamo. Bono, cosa cambia per il settore extraalberghiero con le novità introdotte da questa riforma del governo nazionale? Cambia tanto con la nuova riforma che è stata approvata il 14 dicembre da parte del Senato. Le strutture ricettive e anche le unità abitative che sono destinate ad uso turistico subiranno delle novità. Noi già abbiamo, la Regione Siciliana già ci ha dotato, dopo la nostra richiesta, di un CIR che è il codice identificativo regionale. Dovremmo avere anche un codice identificativo nazionale, detto CIN. Questa sarà una richiesta che aspetteremo, ora l'iter verrà in 60 giorni, dovrà essere emesso in gazzetta e poi ci sarà un iter che prevediamo entro aprile, sarà attivata la piattaforma telematica da parte del Ministero del Turismo e quindi potremo fare una richiesta telematica e con i dati catastali, la SCIA e anche il CIR dovremo inviare e poi penso nell'arco di breve tempo arriverà il CIN che noi avremo l'obbligo di esporre fuori le nostre strutture o le unità abitative che sono destinate da parte dei privati ad uso turistico. Ci sono anche delle novità per quanto riguarda la sicurezza delle unità abitative. Tutte le strutture e anche le piccole unità abitative devono provvedere a munirsi di un estintore, addirittura si parla di un estintore ogni 200 metri quadrati e dei rilevatori per quanto riguarda il monossido di carbonio e il gas. Che riflessi avrà in provincia di Agrigento, considerato che c'è una corposa presenza di strutture extraalberghiere nel nostro territorio? Avrà un ritorno di immagine economico importante la provincia di Agrigento. La provincia di Agrigento è pronta ad affrontare un importante appuntamento che è Agrigento Capitale della Cultura, che avrà un ritorno di immagine importantissimo per la nostra provincia. Quindi dobbiamo essere bravi e dobbiamo essere dei grandi professionisti nell'accoglienza. Ricordo che ci saranno, invito i colleghi, invito chi ama fare questo lavoro, che ci saranno delle sanzioni, ma è molto più importante, la cosa che è piacevole anche per le casse comunali, che le sanzioni resteranno all'interno dei propri comuni dove verranno effettuati questi verbali e solamente il comune quindi andranno a arricchire le casse comunali, solo il comune avrà l'obbligo di investire questi soldi nell'ambito turistico.
Sarà una restituzione al territorio di ciò che è stato effettuato grazie a GAL Golfo di Castellammare. Ha coinvolto diversi professionisti con diverse specificità e diverse attitudini. Questi professionisti hanno girato la Sicilia occidentale scegliendo in modo oculato dei monumenti, dei luoghi paesaggistici, dei luoghi culturali, dei luoghi religiosi, e dopodiché sono state effettuate delle attività come dei rilievi, sono state effettuate delle misurazioni, sono state effettuate delle foto con delle tecniche come quelle delle fotosferiche o dei droni, per avere una memoria storica nel tempo di queste strumentazioni. La giornata vuole essere più che un tirare le somme di ciò che abbiamo fatto, una prospettiva per il futuro, e vorremmo confrontarci con il territorio. Io mi auguro che tutti i comuni utilizzino queste risorse per accedere a quella che è la realtà virtuale del futuro. Il nostro obiettivo fondamentale è quello di formare i giovani che possono utilizzare, dare al territorio questo strumento e creare nuove opportunità di lavoro. La scelta dell'Istituto Tecnico Girolamo Caruso non è per caso, perché lì ci sono i giovani che si stanno approcciando a questa nuova realtà. Grazie al progetto Living Lab è stato possibile mettere in evidenza che il territorio è pronto per avere una nuova figura professionale, quello dell'artigianato digitale. Ci sono dei professionisti che vengono formati anche fuori dal nostro territorio e che hanno voluto ritornare al nostro territorio. Quindi questo ha consentito un circolo virtuoso di ritorno di personalità di spicco, di professionalità anche giovani, che a loro volta hanno consentito la possibilità di formare altri studenti delle scuole del territorio. In gergo viene detto il ritorno dei cervelli. Questo è effettivamente una delle mission del progetto Living Lab. È un progetto straordinario nel quale ho avuto il privilegio di partecipare. Abbiamo fatto dei lavori in dei comuni che hanno aderito al progetto per portare tutti questi beni culturali che abbiamo nel territorio a un livello più alto, a un livello più avanzato. Di conoscenza. Sì, di conoscenza e soprattutto di tecnologia, perché abbiamo portato questi beni nel nostro metaverso. Parlami del metaverso collegato al Living Lab. Praticamente ci ha permesso di prendere queste strutture presenti nella realtà e portarle in un universo, chiamiamolo così, parallelo, per fare in modo che tutte le persone da qualsiasi posto, in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo soprattutto, abbiano la possibilità di incontrarsi direttamente in quella struttura, in quell'universo, e comunicare tra di loro o visitare, fare visite didattiche, partecipare a convegni, guardare film e quant'altro. Perché è utile secondo te il passato e il presente? Mi viene in mente ad esempio per i ragazzi che devono fare ad esempio un'uscita didattica e per causa di forza maggiore come il maltempo magari non possono più farlo, hanno la possibilità di entrare verso e essere seguiti da qualcuno di esperto all'interno direttamente delle strutture. La giornalista agrigentina Marilisa Della Monica è stata eletta tesoriere della Federazione Italiana dei Settimanali Cattolici, mentre Mauro Ungaro, direttore del settimanale diocesano di Gorizia, Voce Isontina, è stato eletto presidente. Alla collega Marilisa giungano i più fervidi auguri di buon lavoro da parte della nostra redazione. E adesso apriamo la pagina sportiva abbastanza nutrita. Cominciamo con l'Acragas che domani incontra il Siracusa. Sentiamo il mister Marco Coppa, il servizio di Carmelo Lentini. 2 gare da giocare entro il prossimo mercoledì 20 dicembre compreso, e poi tutti in vacanza per trascorrere in serenità con le proprie famiglie le vacanze di Natale e fine anno. Intanto, questa domenica al Seneto scende un'altra big del campionato, quel Siracusa, che non ha certamente messo in saccoccia i sogni di promozione, con il Trapani che veleggia in alta classifica. La compagine Retuseo infatti verrà ad Agrigento con il preciso scopo di conquistare l'intera posta in palio. Eppure l'Acragas, con gli ultimi innesti e il ritorno di Garufo,
può, se in giornata, mettere in difficoltà chiunque. Ecco perché la società giustamente chiama a raccolta i propri tifosi per incoraggiare i propri beniamini. Si tratta dell'ultima gara casalinga del girone di andata e i calciatori ci tengono molto a congedarsi dal 2023 con un risultato positivo. Purtroppo a guastare la festa la chiusura della curva nord, solitamente riservata ai tifosi ospiti per inagibilità. Pertanto gli sportivi a Redusei, che raggiungeranno l'Esseneto, verranno collocati in gradinata. A questo punto si spera che in occasione della lunga sosta invernale di fine anno si provveda al rifacimento di alcune parti del settore apparse davvero molto precarie. Ed ora ci occupiamo del calciomercato in pieno fermento e che chiuderà i battenti, lo ricordiamo, giorno 22 dicembre. In settimana è arrivato un terzo portiere, infatti dopo Sorrentino, che ricordiamo dovrà scontare altre 2 giornate di squalifica, e il giovane catanese Governale, è arrivato un altro portiere. Si tratta di Cristiano Vaccarino, classe 2005, quindi un under, cresciuto in terra salernitana e convocato più volte con la rappresentativa campana. È già stato in Sicilia con il Don Bosco Misilmere di Mazzara, ma dopo la partenza di Beni Baio, approdato alla Nissa, c'è un'altra partenza, quella di Giordano Pantano, difensore centrale di 31 anni, anch'esso catanese puro sangue, ma secondo indiscrezione al suo posto dovrebbe firmare un agrigentino puro sangue, Michele Fragapane, che si allena all'Esseneto con l'Acragas da qualche giorno. È un trentenne, ultimamente in forza a Sant'Agata, ma in passato 3 stagioni con la Sant'Agata D, Pro Favara, Camarat e Dattilo, anch'esso in Serie D. La gara Acregas-Siracusa, fischio d'inizio alle ore 14:30, verrà diretta dall'arbitro Antonio Spera di Barletta, con assistenti Pietro Anile di Aciriale e Paolo Romeo di Reggio Calabria. Ma vediamo il cartellone completo di questa 18ª giornata, il cui inizio è fissato per le ore 14:30. Acregas-Siracusa, Castrovilla Licata, arbitro Stefano Calzolari di Albenga, Locria Cireale, Ragusa Sant'Agata, Real Casalnuovo San Luca, San Cataldese Reggio Calabria, Trapani Gioiese, Vibonese Portici. Riposano Igea e Canicati. In sala stampa all'Esseneto mister Marco Coppa per presentare il derby siciliano contro il Siracusa, una partita che si preannuncia emozionante e complicata per l'Acregas. Le difficoltà quali sono? Complicata credo che sia scontato, banale dirlo, perché andiamo a giocare contro la terza corazzata di questo campionato, forse sotto il profilo anche del conteggio economico credo che sia soltanto al secondo posto dopo il Trapani. Ha una rosa molto ampia, una rosa di giocatori che con questa categoria c'entrano poco, per cui le complicazioni, gli ostacoli in una gara del genere per noi sicuramente saranno tanti, però io voglio dire che la nostra squadra è una squadra che soprattutto contro le grandi, soprattutto in questo tipo di giornate, di partite, riesce ad uscire qualcosa che sicuramente abbiamo dentro, perché lo abbiamo mostrato più e più volte, quindi sono sicuro che i ragazzi domenica lo faranno per l'ennesima volta. Che prestazione servirà contro il Siracusa domani all'Esseneto? Ma noi dobbiamo avere sempre un atteggiamento prima di tutto di grande umiltà. Io poi dico sempre, ribadisco sempre che bisogna giocare a calcio, per giocare a calcio bisogna avere tanta personalità, per cui insieme all'umiltà bisogna avere anche però la giusta dose di personalità, perché anche io ho dei ragazzi di grande valore, probabilmente con meno esperienza, ma questo non significa però che siamo meno capaci, quindi se noi alziamo l'asticella dell'attenzione, della concentrazione, ma ribadisco, se anche i più giovani incominciano a giocare con più personalità e cercano di osare qualcosa in più, io, come è successo qui in casa contro le grandi, perché non vorrò mai dimenticare, ce l'ho sempre davanti agli occhi, le partite col Trapani, con la Vibonese, con la Regina. Io allora loro ecco, mi auguro che si ricordino pure le stesse cose che mi ricordo io,
le stesse belle cose che abbiamo fatto in quelle occasioni e quindi mi auguro che domenica possiamo ripeterle. Come è arrivata questa partita? Che settimana è stata in casa Akragas? Ma devo dire che è stata una settimana non facile, perché è stata una settimana dove ci siamo allenati bene, ma abbiamo dovuto anche però attenzionare tanti casi. Questo è un periodo di freddo inevitabilmente, per cui qualche influenza, però mi auguro che forse oggi abbiamo recuperato in maniera definitiva tutti e quindi mi auguro di non avere nessuna defezione domenica. È una settimana bella tosta, bella complicata anche fuori dal campo. Il fattore campo, il supporto, il sostegno dei vostri tifosi può fare la differenza? Ma io credo che questa sia una piazza splendida, sia una piazza che può soltanto crescere, e non devo scoprirla io perché esiste da tantissimo tempo, è una piazza che dà grandi soddisfazioni ai calciatori che stanno dentro a questo stadio la domenica e mi auguro appunto che domenica siano in tanti, sia una bella festa sugli spalti, perché conosco il gemellaggio tra le due tifoserie, però io ho bisogno che i tifosi dell'Akragas diventino il 12° uomo per i miei ragazzi, che probabilmente anche col loro apporto riusciamo a fare ancora meglio. Ultima giornata di andata del girone A di eccellenza, con la Nissa saldamente in vetta, pronta a conquistare il titolo di campione d'inverno, che a dire il vero ha già raggiunto domenica scorsa in anticipo, avendo 4 punti di vantaggio sull'immediata inseguitrice Pro Favara. La compagine biancoscudata del DS Ernesto Russello è l'unica squadra imbattuta del campionato e questo sabato ha la ghiotta occasione di mantenere la vetta, pur giocando lontano dal proprio campo, su quello palermitano di Aspra, che attualmente occupa l'ultima posizione in classifica generale. La Pro Favara avrà un impegno più difficile fuori casa con l'Accademia Trapani, mentre il Mazara 46 se la vedrà sul campo di Casteldaccia. Infine lo Sciacca in casa ospiterà il Geraci. Si tratta dunque dell'ultimo turno del girone A di eccellenza e si ritornerà in campo poi il 7 gennaio del nuovo anno, ma vediamo nel dettaglio le gare in programma. Aspra Nissa si gioca questo pomeriggio, in anticipo Accademia Trapani Pro Favara, Casteldaccia Mazara 46, Folgore Fulgatore, Castelbuono Castellammare, Sciacca Geraci, Marineos Don Carlo Misilmeri e Bazzara Athletic Palermo. Scendiamo di categoria. Per quanto riguarda il girone A di promozione, la Empedoclina, dopo la vittoria di domenica scorsa contro il Casteltermini, fa visita al Partinico Audace, mentre il Camarat in anticipo, sempre questo pomeriggio, gioca a Palermo contro il CUS. Torna in casa il Casteltermini con il Forte Città di San Vito Lo Capo, attualmente vice capolista del girone, mentre il Gemini ospiterà invece l'attuale capolista. Si tratta del San Giorgio La Piana. Le gare di questa giornata sono CUS Palermo Camarat, che si gioca questo pomeriggio, Alba Alcamo Parmonval, Bagheria Iccarense, Casteltermini Città di San Vito Lo Capo, Marsala Giardinellese, Partinica Audace Empedoclina, Gemini San Giorgio Piana. Ed è anche impegnata in trasferta la Pro Favara a Trapani per l'ultima giornata di campionato prima che si fermi per la pausa natalizia. Ultima partita prima della pausa festiva nel campionato di eccellenza, forse potremmo anche fare un po' il punto della situazione in questa prima parte di campionato? Ma diciamo che intanto c'è da affrontare ancora l'ultima partita e non sarà una partita facile, la stiamo preparando abbastanza bene perché siamo abbastanza consapevoli che siamo arrivati a un punto in cui non possiamo sbagliare più nulla e non possiamo lasciare nulla a caso. È vero che è andato via scemando già tutto il girone d'andata, possiamo fare un pochino il punto di tutto quello che è stato questo campionato fino adesso. Credo che
sia abbastanza positivo, anche se ci troviamo secondi a 6 punti dalla prima per alcuni episodi, magari in qualche partita potevamo dare qualcosina in più, però credo che a questi ragazzi ci sia un poco da rimproverare. Ma andiamo alla partita di domenica. Sì, domenica abbiamo una partita difficile, sempre le partite in trasferta sono partite difficilissime, dove credo che noi abbiamo un cammino importante, perché credo che le abbiamo vinte tutte fino a questo momento, però ogni partita ha una storia a sé, la stiamo preparando bene, sappiamo che, come ho detto prima, è una partita difficile, bisogna affrontarla nel migliore dei modi, anche perché vogliamo chiudere bene questa stagione per iniziare bene il nuovo anno. È continuata la campagna acquisti per rinforzare l'organico, proprio insomma in questi giorni è arrivato il giocatore dello Sciacca che era nostro avversario il giorno prima. Sì, è vero, con la società 2 settimane che ci incontriamo spesso per cercare di valutare un pochino quello che ci può servire per completare un po' la rosa. La settimana scorsa abbiamo preso il portiere Scuffia, ieri abbiamo chiuso la trattativa con Pietro Balistrieri, e quindi stiamo cercando un attimino di colmare alcuni vuoti che ci sono in questo momento nella struttura della squadra, quindi io non credo che arriverà qualche altro giocatore, lo stiamo valutando bene per fare una scelta giusta, però credo che con i nuovi acquisti, con il recupero di tutti i calciatori che abbiamo fuori, vari Marino, Miano, Erbini, sono giocatori importanti che in questo momento ci sono mancati, spero che possiamo iniziare il nuovo anno nel miglior modo possibile. Anche perché si è sempre detto che il girone di ritorno è come se fosse un altro campionato. No, è vero, è un campionato a sé, è un campionato diverso, non sarà facile fare punti fuori casa, tutte le squadre sicuramente, e soprattutto quelli che lottano per la zona della retrocessione, cambiano atteggiamento, cambia tutto, quindi ogni partita va vissuta al massimo e va affrontata nel migliore dei modi, quindi in questo momento è vero che mancano 16 partite, è vero che abbiamo un cap di 6 punti dalla Nissa, però è anche vero che secondo me ci sono tutti i margini per poter accorciare la classifica. Intanto sempre a Favara c'è stato un incontro di calcio di beneficenza, si è tenuto presso lo stadio Brucculeri tra esponenti della Democrazia Cristiana e alcune vecchie glorie della società calcistica Pro Favara. Era assente il leader Totò Cuffaro e a guidare la squadra della Democrazia Cristiana era il segretario regionale Stefano Cirillo. Amichevole di beneficenza allo stadio Bruccoleri di Favara tra una rappresentanza di esponenti politici della DC siciliana e vecchie glorie della squadra di calcio della Pro Favara. Un incontro finalizzato alla solidarietà voluto dal presidente della Pro Favara Rino Castronovo, che è anche consigliere comunale della DC. Assente il leader Totò Cuffaro, a guidare la rappresentanza dei democristiani il segretario regionale Stefano Cirillo. Nella selezione giallo-blu, guidati in panchina da Tonino Zambuto e capitanati dal sempreverde Michele Bellavia, erano presenti tra gli altri Lillo Giardina, Peppe Lombardo, Giovanni Montaperto, Felice Plicato, Vincenzo Bucceri, Alfredo Talenti, con i suoi 67 anni nascosti veramente bene. In campo anche l'attuale direttore sportivo della Pro Favara, Tino Longo. Per la Democrazia Cristiana, guidati in panchina da Giuseppe Giordano, hanno giocato anche i favaresi Salvatore Fanara e Peppe Nobile. L'incontro è terminato 3-2 per la selezione della Sicily DC, ma a vincere è stata la solidarietà e il ritrovarsi dopo tanti anni tra dirigenti e vecchi compagni. In tribuna tantissimi sportivi, con loro i dirigenti giallo-blu, con in testa il presidente Rino Castronovo, l'allenatore Gaetano Catalano e quasi tutti gli attuali giocatori. Applaudita ad inizio gara e durante l'intervallo l'esibizione dei Tammurina del quartiere Upopolo di Enna, ma sentiamo alcuni dei protagonisti.
quando ci hanno detto la DC scende in campo abbiamo pensato alla campagna elettorale, a un qualsiasi competizione politico-amministrativa, ma in realtà scende in campo proprio nel vero senso della parola, sul terreno di gioco. Assolutamente, ma è l'unica scesa in campo dove possiamo perdere, il resto vinceremo ovunque, quindi è l'unico posto dove possiamo perdere. Possiamo definirla una partita del cuore a sfondo benefico? Assolutamente sì, nel senso che abbiamo accettato l'invito perché quello che riusciamo a ricavare lo daremo in beneficenza a qualche associazione di Favara. Siamo venuti qua per il piacere di stare insieme agli amici di Favara, che per noi sono anche politicamente importanti, perché sapete perfettamente che un po' da Favara nasce e rinasce la Democrazia Cristiana, quindi è un tributo dovuto al loro lavoro. Ma ritorniamo al campo sportivo, come giocatori come sono questi democristiani? Vecchiotti intanto, come può vedere, un pochettino vecchiotti, però motivati sicuramente a fare la loro parte, su questo non c'è dubbio. Il nostro obiettivo è quello proprio attraverso lo sport, attraverso queste iniziative, di entrare nei vari territori della nostra Sicilia, quindi speriamo di ritrovare, come stiamo ritrovando, come è stata la Coppa Lombo oggi a Favara, ma sarà anche negli altri posti, una complicità da parte dei nostri amministratori, ma di tanta altra gente che si sta informando. Noi ci mettiamo il cuore, la passione, ma sappiamo benissimo che insomma dietro c'è una macchina organizzativa che non è differente. Oggi deve esserci anche con noi il nostro presidente nazionale, che si scusa, però abbiamo in rappresentanza Stefano Cirillo, che ha accettato con molta benevolenza di essere qui presente, e ringrazio la società del Pro Favara per la disponibilità. Vedo che c'è anche un po' di gente al campo e questo è quello che ci conta di più. Speriamo di poter avere sempre di più la voglia di entrare nei territori siciliani, e insomma lo sport è una piattaforma educativa e anche noi, anche se siamo di età avanzata, però ci teniamo a fare la nostra parte. Io ho sempre partecipato a queste partite di solidarietà, adesso c'è questo gruppo della DC che mi hanno coinvolto a livello sportivo, a livello calcistico, e cerco di dare il mio contributo, diciamo, con queste iniziative, perché lo sport è un coso di aggregazione, e cerchiamo di fare bene, diciamo, ho messo in campo la mia esperienza, cerchiamo di andare in giro per tutta la Sicilia e di portare avanti, diciamo, queste iniziative. Sì, sicuramente oggi sarà una bella giornata, le cose che sono fatte per promuovere ben vengano sempre, quindi oggi siamo a disposizione per cercare di fare il nostro meglio per questa partita. Lilo, ma come si sente quando ti dicono vecchia gloria? È strano sentirsi dire vecchia gloria, anche perché quando uno ha voglia sempre di giocare è difficile rientrare nella mentalità di vecchie glorie. Comunque oggi ne facciamo parte, quindi prendiamo atto. Un ritorno al comunale di Favara per una bellissima iniziativa, Vecchie Glorie Pro Favara, Democrazia Cristiana, per un incontro di solidarietà. Guarda, è stato un bellissimo, come si può dire, che mi hanno convocato in questa bellissima giornata. Ringrazio tutti i ragazzi di Favara, il mio cuore è sempre qua a Favara e sono orgoglioso di poter mettere di nuovo piede in questo bellissimo campo. Come ci si sente quando ti dicono vecchia gloria? Ma ci fanno un complimento, perché vecchi non siamo, ancora possiamo dare la nostra, però sul campo siamo delle vecchie glorie. Una partita di pallone per solidarietà, per condivisione, per stare insieme. Assolutamente, sì, è bello rivedersi e conoscere anche le vecchie glorie del Favara, visto che quest'anno stiamo facendo un campionato importante, è qualcosa che ti fa venire l'adrenalina, quindi ti fa tornare, diciamo, giovane, però sono contento di aver conosciuto tante belle persone. Ma come ci si sente quando ti dicono vecchia gloria? Io vecchia gloria mi ha ricordato il Favara, ma che ho giocato nel Siracusa, quindi mi sento importante come se fosse favarese. Termina il nostro telegiornale, noi vi ringraziamo per averci fin qui seguito, vi diamo appuntamento con la nostra informazione che come sempre torna lunedì alle ore 14. A tutti un buon weekend di atmosfere natalizie tutte da vivere. Arrivederci.